Sabato 17 gennaio, Sant'Antonio Abate. È il 17° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 348 al termine. Il sole sorge alle 7:46 e tramonta alle 16:59. La luna si leva alle 4:28 e tramonta alle 14:11. Pietro I di Lusignano, re di Cipro e di Gerusalemme, viene assassinato nel suo palazzo di Famagosta. È l'inizio delle vicende che porteranno l'isola di Cipro a essere conquistata dai veneziani. Visto il grande successo di pubblico, l'apertura della mostra di opere di Paolo Veronese, Villa Soranza, una storia dimenticata, al Museo Giorgione di Castelfranco, continuerà fino al 15 febbraio. Visitate il sito www.museocasagiorgione.it. L'amministrazione comunale di Silea e la scuola di musica Lucchesi vi invitano al concerto di Capodanno, sempre con Fe Sincera, domenica ore 17 all'Auditorium Parrocchiale di Silea. Seguirà la consegna del premio Città di Silea, ingresso libero. Le previsioni per domani: nella prima parte della giornata prevalentemente nuvoloso, salvo schiarite sparse, per nubi basse con possibili locali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli. In seguito parzialmente nuvoloso con spazi di sereno più ampi e probabili locali nebbie a fine giornata in pianura e nelle valli. Probabilità di precipitazioni in progressivo calo sulle zone montane da medio-bassa a bassa e su quelle pianeggianti da bassa a nulla o molto bassa. Si tratterà eventualmente di modesti fenomeni al più sparsi, in genere nevosi oltre 600-900 metri. Temperature in calo localmente sensibile, con minime raggiunte alla sera quando sono previste delle gelate che potranno interessare anche parte della pianura.